Apro la porta, sono stato preso dal fumo che era all'interno, sono corso verso praticamente il magazzino e ho visto praticamente quanto era accaduto. Un'ondata di fuoco verso le 3:30 della notte ha invaso il bar Dolce Vita a Cervignano. Un episodio doloso innescato dal versamento di liquido infiammabile da una finestra sul retro. Alle 6:20, quando il proprietario è arrivato, ha trovato solo fumo e distruzione. Era un carrello, quello della spesa, che si è praticamente liquefatto. E le bottiglie con il calore e tutto il resto sono cominciate a scoppiare e hanno spento perché il fuoco è rimasto circoscritto qua. Il calore enorme che è all'interno del locale ha fatto sì che i monitor sono sciolti, la televisione si è sciolta pure, come anche si sono sciolti anche il telaio dell'aria condizionata. Con una bombola del genere, se scoppiava, oltre a che poteva fare ulteriori danni, poteva anche presentarsi anche piani superiori, insomma. Il tutto a pochi metri dalla palazzina Ater di via Brumatti, dove lo scorso 14 dicembre l'incendio doloso, anche qui di un motorino, distrusse l'intero garage della struttura, che è ancora inagibile. Guardate, lì c'è la palazzina Ater e a pochi metri c'è il retro del locale del signor Maurizio, la Dolce Vita. Hanno tagliato la zanzariera, hanno trovato naturalmente l'inferriata e per cui non hanno potuto versare più di tanto accelerante, come è stato definito dai vigili del fuoco di Cervignano, dando fuoco poi dopo allo stesso. Ora la conta dei danni, ci vorrà almeno un mese prima di riaprire, ma io le chiedo, ma chi può aver fatto una roba del genere? Quello che ci domandiamo anche noi, non lo so, perché io non ho mai avuto screzi con nessuno, anche perché comunque alla fine è un locale prettamente diurno. Cervignano ultimamente sta diventando un posto da aver paura a uscire veramente la sera. Dovrebbe essere anche un momentino anche l'amministrazione comunale che cerchi anche di sviluppare qualcosa. Abbiamo un centro di accoglienza praticamente e questi ragazzi che sono lì li vedi ogni tanto passeggiare, hanno creato dei danni. Sì, i tanti altri miei colleghi, i cittadini di Cervignano sanno come si vive qua a Cervignano e che in realtà ci sono esattamente qua a Cervignano dopo una certa ora, insomma, ecco, per cui diciamo di avere veramente paura.